per andare a vedere se ci sia un collegamento, diciamo così, di causa-effetto tra l'evento croato e quello del veronese, direi che è un pochino presto per poterlo andare a dire, dovranno essere fatti degli studi ulteriori. Serviranno quindi approfondimenti specifici per capire se e quanto i terremoti croati siano collegati allo sciame sismico registrato nel veronese. La conferma arriva direttamente dal direttore del Centro Ricerche Sismologiche dell'OGS di Trieste, al lavoro senza sosta per inquadrare i fenomeni di inizio settimana, con la terra che è tornata a tremare a nord-est anche all'alba di oggi. 3 le scosse con epicentro sempre in Croazia, avvertite pure sul confine giuliano. I terremoti pongono anche dei problemi transfrontalieri e quindi proprio per migliorare il monitoraggio abbiamo un continuo scambio dati con i colleghi di altre nazioni, in questo caso anche della Croazia. In stretto contatto con l'OGS, la Regione del Veneto, che nelle scorse ore con la Protezione Civile ha messo a disposizione degli sfollati croati 48 tende, scongiurato il pericolo radioattivo della centrale slovena di Krško, chiusa per precauzione dopo la prima scossa. Uno screening è stato effettuato anche da ARPAV. Né ieri né oggi i nostri strumenti rilevano presenza di radioattività nell'aria. Quindi anche questo era una verifica che ritenevamo assolutamente importante. Resta il fatto che il nord-est si conferma area a forte rischio sismico, a dirlo lo stesso Bottaccin, che si appella ai cittadini per una cultura antisismica più diffusa. Ovviamente l'attenzione va tenuta sempre alta, il nord-est è una zona particolarmente vulnerabile, lo sappiamo, e quindi io approfitto di questi giorni perché tante volte i sindaci mi invitano a presentare il piano di protezione civile del loro comune e non viene mai nessuno. Dobbiamo sempre tenere presente questi aspetti.